Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Alessandro Serraino, 35 anni, si è costituito ai Carabinieri di Palmi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca dell''ndrangheta Regina, era ricercato perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nell'ambito dell'operazione Epilogo. Serraino, a cui è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso, si è presentato ai Carabinieri accompagnato dal suo legale. Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza, nel distretto sismico del Pollino. Il sisma si è verificato questa mattina alle 8:38 con magnitudo di 2 gradi Richter, ad una profondità di 6,5 km. L'epicentro è stato individuato a meno di 10 km dai comuni di Rotonda, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Papasidero. Non risulterebbero danni a cose e persone. È stata visitata da molti fruitori, nonostante il sit-in di protesta, la piscina comunale di Catanzaro a Pontepiccolo. La protesta è stata promossa dall'ex assessore comunale all'ambiente della Giunta Abramo, Giampaolo Mungo, per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla presunta cattiva gestione degli impianti da parte della società partecipata Catanzaro Servizi. Tra i manifestanti, i genitori degli atleti tesserati per l'ASDGS Catanzaro, affidataria della gestione dell'edificio fino al 30 giugno 2011. Si è svolta nel fine settimana in Piazza Prefettura a Catanzaro una competizione a squadre composta da maestri muratori ed apprendisti della scuola edili. La manifestazione, dal nome Gara di Arte Muraria, prevedeva una sfida sulla realizzazione di un'opera muraria nel minor tempo possibile. Dopo circa 3 ore ad aggiudicarsi la sfida regionale sono stati i maestri e gli studenti della compagine catanzarese che parteciperanno alla gara nazionale dell'edilizia al SAIE di Bologna del 30 ottobre. L'amministrazione provinciale di Catanzaro ha effettuato un altro importante intervento di manutenzione del suo comparto stradale. In particolare, in questa occasione, l'intervento è stato effettuato a Gimigliano, dove un elicottero ha posato una rete parassassi a Cavorà sulla strada provinciale 34-2. I lavori effettuati dovrebbero consentire di evitare problemi sullo snodo viario a causa di smottamenti o di caduta di pietre dal costone. È arrivata in finale la ragazza italiana che sta partecipando al concorso di bellezza Miss Mafia 2010 a Budapest in Ungheria. Anna B è un hostess alta 1,67 m con l'hobby della cucina. La particolarità del concorso è che per poter aspirare al successo bisogna avere delle credenziali che nel caso specifico sono reati a carico. Titolo preferenziale infatti è la fedina penale sporca. Vista all'opera con pistola in pugno nelle auto reggenti, anche Anna B può avere buone possibilità di aggiudicarsi il concorso. Ci sarà ancora un crotonese nella scuola più famosa della TV italiana, Amici di Maria De Filippi. Si tratta del 18enne Antonio Mungari che al primo tentativo è stato ammesso al talent show in onda su Canale 5 da titolare nella categoria cantanti. Antonio ha convinto la qualificata giuria con l'interpretazione della hit dei Modà Sono già solo. Nelle precedenti edizioni del programma erano entrati altri 2 giovani promesse crotoniate, Mario Nunziante e Marta Rossi. Weekend nero per le squadre calabresi, a salvarsi sono soltanto la Regina che sabato nel 7° turno di Serie B Win ha battuto 3-2 il Vicenza al Granillo e la Vibonese che si è aggiudicata il derby di seconda divisione contro il Catanzaro, sconfiggendo i giallorossi per 4-2 al Ceravolo. Battuta d'arresto invece per l'altra squadra di B, il Crotone, che a Trieste, pur giocando bene, perde per 3-0. In prima il Cosenza cade 2-0 contro il Barletta, ultimo in classifica, mentre in seconda la Vigor cede per 1-0 al Neapolis.